Conficoni vive di questo, se non ha polemica cosa dovrebbe dire? È l'unica cosa che sa fare. Contrattacca così l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, dopo le accuse del consigliere del Partito Democratico Nicola Conficoni sui punti nascita in Friuli Venezia Giulia. Conficoni, nelle scorse ore, ha dichiarato che i dati sui parti dimostrano come il calo demografico continui nonostante le politiche per la famiglia della giunta regionale e che la chiusura di alcune strutture ha creato forti squilibri sul territorio, con Pordenone tra le province più penalizzate. Il consigliere, inoltre, ha evidenziato che Riccardi difende le chiusure di San Vito al Tagliamento e del Policlinico San Giorgio e chiede all'assessore di spiegare come intende correggere questa situazione. Secondo i dati diffusi dallo stesso consigliere, inoltre, i parti in regione sono scesi dai 9.320 del 2013 ai 6.957 del 2025, Udine meno 34%, Pordenone meno 28%, Trieste meno 13%, Gorizia più 4%. Udine ha perso 4 punti nascita per 500.000 abitanti, Pordenone solo 1 per 300.000 persone. Io penso che invece Pordenone abbia fatto quello che anche in altre aree della regione dobbiamo fare. La natalità in questa regione negli ultimi 10 anni è calata del 35%. Noi possiamo immaginare di tenere un sistema che garantisca le condizioni di sicurezza, immaginando di non toccare con la limitata disponibilità del sistema professionale un bisogno che si è ridotto del 35%. Allora, se siamo seri facciamo questi discorsi, facciamo le polemiche e diventiamo Conficoni.